Si chiude oggi con una lunga maratona online l'edizione virtuale del Salone del Libro di Torino, 4 giorni di dirette streaming con scrittori, musicisti e protagonisti della cultura. Elisabetta Terigi. Ragionare sul presente e disegnare il futuro. È stato anche questo il Salone Extra. Incontri, dibattiti, musica e intrattenimento, tutto solo via web. Momenti alti come quello che ha regalato Antonio Manzini leggendo le pagine dell'inedito di Andrea Camilleri Riccardino. È una botta di insonnia senza rimedio per chi non scagionata da un eccesso di mangiatina. La staffetta culturale online, iniziata giovedì con Alessandro Barbero in una mole deserta, è destinata a lasciare il segno. Mi dà l'impressione che Torino non si sia fermata né culturalmente né col cervello, e quindi anche il fatto che ci si stia adattando alla situazione attraverso delle azioni creative dislocate in tutto il territorio mi fa ben pensare. Il gran finale con una maratona di 6 ore, letteratura, musica e poesia, ospiti dal vivo e collegati, tutti attorno alla gigantesca torre di libri di François Confinot. Abbiamo convocato alcuni delle menti migliori del paese, anche appartenenti a discipline espressive diverse, perché da loro vogliamo capire come possiamo immaginare di uscire da questa tempesta. Tornare a vivere ripartendo da quel che di bello abbiamo, come le nostre canzoni. Mi perderò altrove, passo dalla città chissà dove, mi perderò. È virtuale a causa del coronavirus e anche The Race for the Cure, la maratona